Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. In apertura l'incontro tra il presidente della regione Schifani e i deputati del gruppo della DC all'Ars, questo dopo la decisione di far fuori gli assessori Albano e Messina. Il partito ha comunicato l'intenzione di continuare comunque a dimostrare fiducia e lealtà. E sempre Schifani si è espresso nelle scorse ore sul rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti della regione siciliana, parlando di un importante risultato come segnale concreto del rispetto che il governo siciliano ha nei loro confronti. La sottoscrizione è avvenuta oggi all'Aran Sicilia. La cronaca con l'arresto di un 29enne tunisino incensurato, indiziato del reato di sequestro di persona. Avrebbe infatti segregato in casa una connazionale di 34 anni che aveva ospitato. La donna è riuscita a chiedere aiuto al 112. Si sono aperte le porte del carcere per 5 soggetti vicini al clan Santa Paola ritenuti colpevoli dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio. I fatti sono stati commessi ad Acireale da gennaio 2003 a maggio 2004. E in chiusura il meteo, anche la giornata di domani risentirà dell'estate di San Martino tra sole che splenderà ovunque e temperature in aumento. Il tutto per merito dell'anticiclone di origine africana che già da giorni ha fatto il suo ingresso in Sicilia e ci resterà ancora per un po'. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito. Buona serata.